Virginia Versa e naturalmente questo come tutti quanti gli altri precedentemente sono stati promossi dalla CASMO nella persona del dottor Mario Guida, da Pulcinellamente grande rassegna del dottor Enrico Iorio e appoggiati, coordinati, collaborati e voluti dalle istituzioni dell'OPG, la dottoressa Elisabetta Palmieri. Di salute mentale che dovranno prendere in carico queste persone e questo potenziamento, diciamo, aiuterà tutta la collettività. Grazie, dibattito aperto, tante polemiche, pochi fondi. Aspettiamo che la decreto legge si possa convertire appunto in un dispositivo che possa finalmente chiudere questi 6 OPG italiani. Per me è tutto. Canım
senso che noi vogliamo parlare più che con le nostre voci, con le voci dell'arte, della cultura, della letteratura. Abbiamo fatto tanti appuntamenti, questa sera parleremo con le voci della musica e in particolare questa sera è particolare, oltre per la ricorrenza del giorno in cui ricade, anche perché l'artista che si esibirà a conclusione di questa bella serata è un artista che ci è stato particolarmente caldeggiato dagli ospiti insieme al quale, di questa struttura, insieme al quale stiamo facendo, come sapete, un percorso non da oggi ma da qualche anno. Loro ci hanno caldeggiato questo artista e insomma tramite l'irrefrenabile, come dire, la persona che più di tutti ci coinvolge in questa straordinaria avventura, cioè Mario Guida, siamo riusciti ad arrivare, e in particolare anche tramite la nostra bravissima amica Ida Piccolo, siamo riusciti ad arrivare all'ospite che devo dire, e quindi riservo a lui in particolare l'applauso, che in maniera generosa e soprattutto con tanta disponibilità facendo questa attività molto particolare, questa come anche risparmiato, soprattutto subito.
Sagre di Sant'Alpino, Carinaro, loro sono i re Raganova da Pompidano, anche loro, Mario, siamo qui per te. Io passo la parola al comandante Mosco, 2 parole, giusto per dire la sua presenza è sempre gradita. Buonasera a tutti, ringrazio tanto Mario Guida, presidente dell'associazione Casmu, che veramente dobbiamo ringraziare perché ultimamente sta portando un po' di allegria nel nostro contesto, sapete, l'OPG è un contesto molto particolare, e la sua venuta, Mario Guida è un volano, ma Mario Guida è una forza della natura che ci sta portando un sacco di artisti e noi lo ringraziamo molto a nome mio e anche del direttore e tutto il personale. Grazie e faccio un grande, come si dice, speriamo che questo ragazzo possa ascoltarci e svegliarsi da questo lungo sonno che sarebbe Fabio.